Sí, sí. Así que si se preguntan cómo sonaría Tina Modotti hablando en friulano, se nos ocurrió algo muy chiquito, extraer algo que todos conocemos y pedirle a ella, que es junto con Galiano los responsables de que yo hoy hable el friulano, porque Galiano fue quien me lo inculcó, me enseñó, me hizo mirar cosas, porque también él, a pesar de que ya tiene un poquito más de 40 años, es tan fanático de Internet como nosotros, y él fue el que me hizo ver que en Internet había toda una forma de aprenderlo. Pero si no hubiera sido por Lina, que cada vez que estábamos solos me impulsaba a hablar en friulano y solo friulano, no hubiera logrado tampoco el hacerlo. Así que le pedí a Lina que nos leyera una partecita de algo que ustedes seguramente conocen, despacito, para que lo entiendan. ¿Leo el nombre del libro? No, después. Capitolo 1. Il piccolo principe sulla piccole stelle B612. Un tempo lontano, quando avevi 6 anni, in un libro sugli foresti di un tempo lontano, intitolato Stories vivudis de nature, ovviodei un cetan biel disegno. Aveva pitturato un sarpin boa che aggloteva un animale. Vecchi la copia dal disegno. All'era scritto: il boa agglotti la loro prede tutte intere, cence mastiare. Da spo, stanche non arrivi più a muoversi, a dormire per 6 mesi che la digestione è domande. Ho pensato a lungo sulle avventure degli umili e davanti a me ho arrivato a fare il mio primo disegno. Il mio disegno numero 1. Allora così, ho mostrato la mia bravità alle persone più grandi, pur domandai se il disegno li spauriva. E mi rispondeva: spaurì? Perché mai un alvarez sei spaurì di un chiappiere? Il mio disegno non era un disegno di un chiappiere, era il disegno di un sarpin boa che al digeriva un elefante. Perché vi udessi in mood clar c'è che agliere, ho pitturai un boa parentire. Bisogna sempre spiegare le robe ai grandi. Il mio disegno numero 1 si presentava così. Queste volte mi risponderi di lasciare di bande il boa, sei di fuori che dentro, e di dedicarmi invece a storie, a geografie, a grammatiche e a aritmetiche. Al fu così che ai 6 anni io ho rinunziato a che avrei potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e dal numero 2 mi aveva sconito. I grandi non capissi mai nulla di besoi e i frutti si stracchino di spiegare ogni volta. Allora ho scelto un altro mestiere e ho imparato a guidare aeroplani. Ho svolato un po' sulle vie per tutto il mondo e, a dire il vero, la geografia mi ha tanto aiutato. È di una bellezza.
il Piccolo Principe.